Prato della Valle, sabato pomeriggio, giornata di mercato. Molti sono gli espositori da Padova, provincia e da fuori. Ma ecco rispuntare una presenza che ormai si credeva debellata. I Vucomprà. Poche regole, un lenzuolo, un borsone e un palo, e quando arrivano i vigili si cambia zona. Li vediamo qui proprio mentre stanno scappando dai vigili urbani che stanno effettuando alcuni controlli, rientrano nell'isola Memmia, si confondono dietro i camion delle altre bancarelle e la fanno franca. I vigili non sono molti, eccoli là, sono 3 vigili urbani contro una ventina di abusivi, mescolati ovviamente in tutto il mercato. L'accerchiamento non ha successo e non può averne, e quindi i Vucomprà tornano liberi. Eccoli qua con i loro sacchetti vicino alla viabilità principale a vendere. È tornata questa fascia di illegalità dopo che era caduta la giunta di Massimo Bitonci. Prima erano scomparse queste presenze da Prato della Valle e anche queste gare tra vigili e Vucomprà non si vedevano più così frequentemente. Nell'ultimo periodo invece c'è stata una controtendenza anche nelle piazze, non solo di sabato durante il grande mercato di Prato della Valle, ma in tutta Padova, soprattutto nel centro. Anche i semafori ovviamente poi sono stati ricoinvolti da questa emergenza. Zwischenberg Channel News, Padova.